Siamo con Maurizio Montini, presidente della Frare de' Nardi, società storica di Vittorio Veneto e non solo nel Trevigiano, che tiene alta la tradizione dell'organizzazione gare, che sappiamo benissimo è sempre più complicato. Oggi siamo su una gara che oramai ha fatto la storia perché è la Vittorio Cansiglio. Maurizio, un tuo giudizio, una tua situazione su questa gara, su questa grande, possiamo dirla, una grande classica della provincia di Treviso e non solo. Sì, diciamo ormai è diventata una classica. Siamo arrivati alla 64esima edizione e quindi abbiamo un po' di onore, insomma, di farla, di organizzarla. Che dire, speriamo che che il tempo ci assista perché non è molto lusinghiero, però speriamo una gara combattuta come ogni anno, è sempre stata molto attiva e che non succeda niente soprattutto. Siamo con il vice sindaco del comune di Vittorio Veneto, Marco Dus, che oltre a essere vice sindaco è anche un grande appassionato di ciclismo e è qui pronto a dare il via alla Vittorio Cansiglio. Sì, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Dico ben ritrovati perché c'eravamo anche l'anno scorso e ci siamo ogni anno come amministrazione a supportare le società che organizzano con grande fatica e grande dedizione questo tipo di competizione. Per noi è un onore ospitarle, è soprattutto un piacere e anche sostenerle. Il tempo sembra tenere e insomma, viva il ciclismo! Ed è con queste premesse che si è aperta l'edizione 2025 della Vittorio Veneto Cansiglio. L'avete sentito nelle dichiarazioni delle autorità e degli organizzatori, una grande classica riservata agli juniores che si corre sulle strade della Marca trevigiana. In tutto sono 102 i chilometri da compiere, con una prima parte ondulata sul circuito di Colle Umberto e poi si sale sino in vetta al Cansiglio per andare ad eleggere il miglior scalatore del gruppo. Un plotone che si è presentato ai nastri di partenza di questa manifestazione piuttosto folto, ben 104 gli atleti alla via che si sono dati battaglia sin dai primissimi chilometri. Ed è proprio in questa prima fase di gara che ad andarsene sono due atleti. Si tratta di Eros De Beni della FDB Sport Club, con lui Simone Granzotto del team Tiepolo Udine. Questi due atleti riescono a guadagnare un vantaggio massimo di 1 minuto sul gruppo, poi in testa al plotone si portano con decisione le maglie della Gottardo Giochi Caneva, formazione friulana che al proprio interno può contare su uno scalatore doc come il vicentino Andrea Cobalchini, e quindi sono proprio le maglie giallo-nere del presidente Michele Bizza a guidare l'inseguimento ai due battistrada e soprattutto a guidare, una volta che i due attaccanti della prima ora sono stati raggiunti, l'imbocco alla salita che conduce in vetta al Cansiglio. Un ritmo già importante, quello tenuto dai portacolori della Gottardo Giochi Caneva, sino a quando a rimanere al comando delle operazioni sono 5 atleti. Si tratta di Andrea Cobalchini, che vedete in prima posizione, sulla sua ruota Lorenzo Dalle Crode della Borgo Molino Vigna Fiorita, quindi con il dorsale 77 Michele Cacchio della Sidermec, ancora con il dorsale 59 Nicolas Turco della Libertas Ceresetto, e a chiudere questo quintetto con il numero 1 di vincitore della passata edizione della Vittorio Veneto Cansiglio, l'asolano Giacomo Rosato del team Fratelli Giorgi. A rompere però ulteriormente gli indugi è Andrea Cobalchini, il vincitore che appena 7 giorni prima si è aggiudicato la Collegno Sestriere sulle strade piemontesi e che vanta anche il successo in questa stagione nella cronoscalata di Grezzana. Tenta di andarsene tutto solo. Sulla sua ruota resiste solo Michele Cacchio della Sidermec, mentre poco dopo a riportarsi sulla testa della corsa è un brillante Giacomo Rosato che sale del proprio passo, tiene sotto controllo la situazione, e alla sua ruota troviamo il generosissimo Lorenzo Dalle Crode, maglia nero-verde della Borgo Molino Vigna Fiorita per lui, dorsale 108. Perde invece contatto dalla testa della corsa Nicolas Turco ed è in questa
questa fase che la gara incontra anche la pioggia, quindi un'insidia in più per i 4 migliori di giornata che scalano velocemente le rampe del Cansiglio, una salita regolare che non lascia respiro, che obbliga gli atleti a dosare con grande attenzione le energie rimaste in corpo, perché bisogna raggiungere la vetta e soprattutto bisogna essere brillanti per questo finale di corsa. Come detto, Giacomo Rosato si era aggiudicato l'edizione 2024 della manifestazione, messa in cantiere anche quest'anno con grande passione e soprattutto con grande esperienza e professionalità dagli uomini del GS Frare Denardi. Fase di studio intanto in salita con Cobalchini che chiede il cambio a Rosato che si prepara all'ultima accelerazione, quella decisiva, quella che lo porterà sul rettifilo d'arrivo con qualche metro di vantaggio sui compagni d'avventura, ed è quindi uno straordinario bis per Giacomo Rosato, che va così ad aggiudicarsi anche l'edizione 2025 della Vittorio Veneto Cansiglio. Alle sue spalle colpo di reni vincente di Lorenzo Dallecrode della Borgo Molino Vigna Fiorita, che precede Michele Cacchio della Sidermec e Andrea Cobalchini della Gottardo Giochi Cane. Va a 45 secondi, giungono Riccardo Vesco e Cristian D'Andrea, poi a seguire Nicola Sturco, Thomas Mariotto, Mattia Fracasso e Luca Vaccher. Giacomo, ce l'abbiamo fatta, una sfida a 4 che aveva dell'incredibile, no? Sì dai, ce l'abbiamo fatta, sono uscito dalla lettura ieri sera, oggi niente, ero un po' stanco, però dai, la gamba è abbastanza buona e dai, vediamo i prossimi appuntamenti. Chi temevi più dei 3? Ma temevo in realtà neanche uno, perché comunque so le mie possibilità e so appunto di andare bene in questi terreni e niente, era solo un attimo da vedere dopo la lettura come stavo e niente dai, stavo abbastanza bene. Una dedica a chi la facciamo? Dedicava la famiglia, al DS che ieri mi è venuto a prendere a Livigno, ci ha fatto 6 ore di strada, e anche al presidente e compagni, ecco.